Nel 140° anniversario della nascita del martire socialista Giacomo Matteotti, un ricordo è stato posto sulla lapide bianca nell'anonima via Matteotti di Agrigento, deposti tanti garofani rossi, i poeti Giuseppina Mira e Vincenzo Galvano hanno dedicato delle bellissime liriche, mentre l'avvocato Enrico Quattrocchi ha tracciato il percorso umano e politico del martire socialista. Secondo l'oratore, il nome e l'opera di Giacomo Matteotti sono indissolubilmente legati alla più alta e nobile difesa delle istituzioni rappresentanti e che l'Aula di Montecitorio abbia avuto nella sua storia. Matteotti fu studioso di diritto penale, di pubblica finanza, fu un uomo di partito combattivo e coraggioso, deputato per ben 3 legislature, la terza delle quali fu breve perché venne ucciso dopo aver accusato di imbrogli e violenza nei seggi elettorali il partito fascista. Il compito della giornata di ieri è quello di ricordare la nascita di un deputato esemplare, come affermò in un discorso alla Camera l'onorevole Giuliano Vassalli, per diligenza, competenza, impegno, combattività, fede indomita nella libertà, nella giustizia, ovvero un uomo che ha onorato di fronte al mondo l'Italia democratica. Il ricordo di Giacomo Matteotti: continuò a viaggiare la tua vita. Continuò a viaggiare la tua vita quando credettero di averla fatta scendere all'ultima stazione. Continuò a viaggiare la tua vita attraverso i pensieri, i sentimenti, i gesti del popolo che ti amò per sempre e lottò contro i devastanti abusi di chi ridusse al nulla la libertà e tutto. Il popolo si fece travolgere da te che fosti tempesta di onestà, di giustizia, di dignità, e l'orizzonte della tua energia brillò laddove germogliarono le tue parole. Uccidete pure me, ma l'idea che in me non l'ucciderete mai. L'eco continua a palpitare dentro ognuno di noi e ci narra di te, Telamone, pronto a sorreggere la vita quotidiana con forza, coraggio, dedizione, senza far piegare la schiena agli ideali. Di te, Telamone, che non puoi, l'uomo pavido, ozioso, assente a se stesso, ma presente, sicuro, ardimentoso. Di te, Telamone, solido come roccia, ma col cuore di luce. Bravo. Ora c'è l'altro nostro amico poeta che leggerà una sua composizione su Matteotti. Preparato? Sì. Allora. Sono onorato di essere in questa sede a ricordare la bella persona di Giacomo Matteotti, uomo di animo nobile, di fine intelligenza, uomo politico, giornalista, ma antifascista. Il 30 maggio 1924 prese parola alla Camera dei Deputati per denunciare l'elezione del 6 aprile, vinte dal regime fascista illegalmente, usando costrizioni forse e abusi. Chiedeva quindi l'annullamento delle elezioni. Il 10 giugno 1924 veniva preso con forza sotto casa, messo in macchina e brutalmente assassinato. Noi oggi, nel 25 maggio del 2025, nella ricorrenza del 140° anniversario della sua nascita, ricordiamo per non dimenticare. E come ti potevi sottrarre nel fare il famoso discorso accusatorio contro il regime fascista? Tu forte dei valori di libertà, di democrazia, tu forte del senso di giustizia e legalità, tu dell'animo limpido e civile, tu sensibile ai problemi degli ultimi, tu pacifista, contro l'arroganza e la violenza, tu, cuore impavido, cosolo, contro tutti, mettesti a rischio la vita tua per difendere la legalità, l'abnegazione, la tua cultura di libertà erano forti in te. Tu hai la frase, io il discorso l'ho fatto, ora voi preparate l'elogio per il mio funerale. E ancora, uccidete pure me, ma le idee che sono in me non le ucciderete mai. Con il tuo assassinio per sempre a tacere. Pensavano di mettere la bocca tua, ma un martire invece ha un fatto di te. Caro Giacomo, i tuoi ideali sempre vivi sono in noi e
come un forte vento, soffiano sul mare immenso della libertà. Bravo.